Il nostro ospite di questa mattina è Giorgio Dannisi, presidente dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus e del Comitato delle Organizzazioni del Privato Sociale, COPS, riassunto appunto in questo acronimo. Buongiorno intanto a Giorgio Dannisi, grazie per essere con noi. Grazie dell'invito. Appunto, diciamo che ieri, oggi, in questi giorni si parla, ovviamente si guarda indietro a un anno fa, quando praticamente iniziò la più grande cesura, diciamo, nelle nostre vite quotidiane, nella nostra vita, proprio dal punto di vista di quello che facciamo ogni giorno con le restrizioni, con l'io resto a casa. Vogliamo capire questa mattina che anno è stato per le persone con disabilità. È chiaro che parliamo di un mondo amplissimo, variegato, dove sono raccolte, insomma, sotto questa definizione tantissime situazioni singole, personali, però è chiaro che, insomma, le difficoltà sono state sicuramente maggiori. Perché, Beh, sicuramente sì, insomma, è stato un anno molto pesante. Noi l'abbiamo vissuto sul campo praticamente ininterrottamente dal 10 di marzo dello scorso anno, quando i centri diurni per le persone con disabilità sono stati chiusi su tutto il territorio nazionale, e poi furono date delle disposizioni allora col decreto di allora per poter fare interventi a domicilio piuttosto che da remoto e piuttosto che in presenza, però a determinate condizioni, quindi con i relativi protocolli. Noi ci siamo attivati fin da subito con l'attività, noi e anche le altre realtà di COPS, grazie ai social che in qualche modo ci hanno un po' aiutati in questa prima fase, a tenere i contatti con i ragazzi, con le persone con disabilità in famiglia e con i loro familiari. Ci siamo subito preoccupati già allora del fatto che pensare di tenere in lockdown persone con disabilità e anche con particolari situazioni problematiche era un carico veramente poderoso nei confronti anche dei familiari, a volte anche con età avanzate e quindi con problemi anche personali dal punto di vista fisico e psicofisico, e quindi abbiamo chiesto e ottenuto, devo dire, in vari incontri che abbiamo fatto in videoconferenza con l'assessore Riccardi, di poter consentire l'uscita di queste persone. In primo tempo si era pensato di concedere loro attraverso una visita medica, un certificato medico, ma abbiamo detto non è il caso di intasare. In quel momento era veramente, i problemi erano tanti per tutta la comunità. Abbiamo detto queste persone hanno in casa il certificato della legge 104 sulla disabilità e può bastare questa. Così è stato, e quindi c'è stata una boccata di ossigeno da quel momento. E poi le attività sono riprese in sostanza? Le attività sono riprese, diciamo, alcuni dei nostri centri in presenza fin da subito, insomma. La Comunità Melograno che io presiedo, ma anche alcune altre a ridosso, ma prima della fine di aprile noi avevamo già riaperto, magari alternando le presenze, però con tutti gli operatori attivi, proprio per creare questo alleggerimento e questa necessità delle persone di dover frequentare in presenza, pur con una sorta di, anche qui, di agevolazioni che i decreti ci hanno dato, di poter intervenire non rispettando le distanze del metro, piuttosto che sempre l'uso costante della mascherina. Questo per ovvi motivi, soprattutto per alcuni casi, alcune situazioni, è stato concesso anche questo, e lo stesso è valso anche per la presenza dei pulmini, per i trasporti, soprattutto i centri diurni. I centri residenziali avevano già e hanno già le persone in residenza, ma i centri diurni praticamente tutti i giorni le persone vengono prese con un servizio di navetta dalla loro abitazione, portati al centro e riportati a casa. Quindi abbiamo, malgrado tutto questo, da aprile fino a novembre, diciamo, non ci sono stati particolari situazioni. Noi come COPS gestiamo, sono 10 realtà in rete, e gestiamo oltre 200 persone. Abbiamo avuto, potremmo dire, una trentina di casi, però non quasi tutti praticamente asintomatici. Sì, non ci sono stati particolari focolai o situazioni gravi.
regolarmente rientrate, questo tra novembre e dicembre. Adesso sono momenti un po' che dobbiamo scongiurare. Però ovviamente si guarda anche ai vaccini, in questo senso la situazione qual è? Perché appunto sì, dopo anche qui, gli over 80 si è parlato delle persone anche appunto... qui devo dire c'è stato già qualche settimana addietro un intervento della Regione e anche dell'assessore Riccardi in prima persona che ha recepito le nostre sollecitazioni riguardo al fatto di vaccinare queste persone quanto prima. Le disposizioni nazionali non davano questa opportunità, però la Regione insomma, si è portata avanti, quantomeno cominciando dai centri residenziali, dai centri diurni. Tutti i nostri ragazzi oggi sono dentro i centri, quindi le realtà come le nostre che sono accreditate presso l'azienda sanitaria sono stati vaccinati. E quindi questa è una e lo stesso vale anche per gli operatori, e questa è una cosa molto, molto importante. Insomma. Quindi insomma diciamo in questo momento in cui si parla di nuove restrizioni, diciamo che l'anno trascorso e quello che avete fatto vi permette di affrontarle in un altro modo, cioè avete costruito e con le istituzioni sono costruite delle situazioni che permettono comunque di poter proseguire l'attività, di poter almeno... Insomma... Sì, posso dire, per completare il discorso di prima, voglio aggiungere che è di questi giorni la disposizione che anche i disabili non inseriti in strutture saranno inseriti in una lista, diciamo, prioritaria dopo gli ottantenni. È una notizia di ieri, di oggi. Sì. E questo, insomma, ci fa molto, molto piacere. No, per quanto riguarda, sì, le difficoltà sono quelle che tutti affrontano. Io credo che noi operiamo in un ambiente dove probabilmente eravamo tutti più e siamo tutti un po' più preparati rispetto ad affrontare le difficoltà, perché ci troviamo insomma, a gestire persone con disabilità, anche critiche a volte. Insomma, le difficoltà sono all'ordine del giorno. Le difficoltà ci si è abituati ad affrontarle e a saper affrontarle nella maniera giusta, non drammatizzare. Io dico sempre, anche con gli operatori e anche con gli incontri che facciamo di rete con COPS, che è imperativo non avere paura. Cioè la paura è una cosa che paralizza e non genera niente di buono. Bisogna avere una salutare e giusta preoccupazione sempre, e quindi operare con i piedi per terra, con consapevolezza, ma non con paura, e naturalmente prestare attenzione ai protocolli. I protocolli servono a questo. Siamo in chiusura, ma quello che è mancato, chiedo che affronterò in un minuto è difficile, chiaramente quello che è mancato poi è il contatto per esempio con le scuole, che è sempre stata una strada che avete percorso con... Sempre col mondo dei giovani delle scuole ci è mancato. Abbiamo fatto qualche videoconferenza con Ozanon di recente, per esempio, a parlare di economia sociale, ed è un filone che intendiamo percorrere ancora, perché abbiamo avuto un bel feedback erano circa 200 studenti delle classi quinte, un bel feedback da parte loro. Però bisogna riprendere quanto prima, e quindi bisogna essere ottimisti che questo benedetto Covid e soprattutto i vaccini vadano avanti, implementino un po' le somministrazioni, per cui contiamo e speriamo che con la ripresa dell'anno scolastico a settembre, insomma, possiamo ritornare un po' a promuovere le nostre iniziative. Abbiamo progetti notevoli, insomma, Solidamente Giovani, il concerto gospel che abbiamo fatto anche nel 2020. Sì, infatti abbiamo visto le immagini poi, perché siete riusciti comunque a realizzarlo. Malgrado tutto, abbiamo fatto online, devo dire, una bella risposta dei gruppi corali che gratuitamente, naturalmente, si sono prestati a questo spettacolo online. E allora, buon lavoro e grazie per questi aggiornamenti e per il messaggio lanciato a Giorgio Dannisi.